Le Veneri paleolitiche sono piccole statue preistoriche, alcune alte intorno ai 20 cm, altre appena 4 cm, raffiguranti donne con gli attributi sessuali molto pronunciati, che richiamano la maternità e sono ritratte con un buon realismo. La testa e gli arti sono appena accennati. Le Veneri rappresentano le prime raffigurazioni del corpo umano. La raffigurazione femminile è frequente nel Paleolitico superiore, un periodo che va dal 30.000 a circa l'8.000 a.C. Il riferimento alla dea dell'amore e della bellezza Afrodite è palese se si considera il valore simbolico che le statuette hanno. Questi manufatti esaltano il mistero che possiede la donna di generare un altro essere umano nel proprio ventre, dando così alla specie la possibilità di continuare il suo percorso evolutivo. Avevano dunque un significato magico propiziatorio. Questo spiegherebbe perché la testa e gli arti, che non hanno una relazione diretta con la procreazione, siano appena accennati. Le Veneri sono state rinvenute in diverse località europee, ma erano diffuse dall'Atlantico alla Siberia. Una delle statuette più conosciute è la Venere di Willendorf. Si tratta di una scultura in pietra calcarea di 11 cm d'altezza e dipinta in ocra rossa, non originaria della zona di rinvenimento e risalente al 23.000-19.000 a.C. La statuetta fu ritrovata nel 1908 in un sito archeologico risalente al Paleolitico presso Willendorf, in Austria. Negli anni 90 del secolo scorso, dopo un'accurata analisi della stratigrafia del sito, fu stimato che la statuetta fosse stata realizzata da 25.000 a 26.000 anni fa. La Venere di Savignano è una statuetta di epoca preistorica alta circa 22 cm. Fu scolpita in un unico blocco di serpentino tenero, un particolare minerale. La Venere risalirebbe al Paleolitico e la sua datazione può essere stimata intorno a 35.000 anni fa. L'originale della Venere di Savignano si trova al Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini a Roma. L'opulenza delle Veneri appare piuttosto insolita in una società nomade basata sulla caccia, con scarse disponibilità di cibo. Potrebbero essere le reali rappresentazioni di donne che rivestivano un ruolo importante nella società del Paleolitico, figure di riferimento a cui era attribuito il significato di grande madre.